Scatman's World. Vai raga, andiamo con la previsione di Juventus-Napoli. Chiaramente io sono il Napoli, ragazzi. Zuniga. Vediamo se il Napoli riesce a espugnare lo Juventus Stadium. Berami. Pandev. Pandev, tiro di Pandev. Gianluigino para. Parte bene il Napoli. Pandev. Cavani di testa, peccato. Finalmente anche il Napoli ha la licenza, porca miseria. Peccato, parte la Juve, Vidal. Bagnoschiuma, Giovinco. Attenzione, ancora Bagnoschiuma, Vidal. Vucinic. Mircone Vucinic. Mircotto Vucinic, fa tutto lui. È grandissimo. Gamberini la prende. Vai Gambe. Ah, che cagata. Pirlo, Andrea Pirlo, Andreone per Marchisio. Il principino, Marchisio. Amsic. Riparte un Napoli. Edinson Cavani. Vai Cava. Cavani sbaglia tutto. Buffon, rinvio. La prende. Ma che cazzo? Ma dai, vergogna. Il Barda. De Santis c'è. Dai ragazzi, su. Che dopo devo fare anche la previsione del Milan. Mi viene da vomitare. Mamma mia. Povero Milan. De Ceglie. De Ceglie. De Ceglione. Attenzione a De Ceglie. Bravissimo. Ma cosa succede? Allora, sto arbitro fischia cose in... Boh. Cannavaro. Vai Cavani. Grande Cavani. Dopo la perde però Chiellini. Partita molto combattuta, tutta a centrocampo. Il Barza. Per Vidal. E il Vidal. Lichtsteiner. 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 Ancora Lichtsteiner. Indietro per Barzali, ancora Lichtsteiner. Pirlo. Esce bene la Juve. Andrea Pirlo. Lancio per Giovinco. Giovinco per Vucinic. Il Napoli non riesce a toccare palla. De Ceglie. Attenzione. Marchisio. Ma vai in culo da tomare. Cosa? No, questa me la spiegate ragazzi. Ma che è successo? Rigore e gol di Vidal. Ma non ho capito che cazzo è successo. Rigore per la Juventus. Cioè, boh. No, guarda, non ho parole. Do not parole. In vero inglese. Cavani. Il Napoli deve reagire. Incredibile gol della Juve su rigore che non ho capito. Amsic, mamma mia, sbaglio. Cioè rigore senza senso. Sono io pazzo, ma non ho visto il fallo. Boh. Mistero allo Juventus Stadium. I tifosi napoletani intanto si stanno incazzando contro la curva della Juve e stanno buttando dei petardi. Vai, pum, vai di missili. Attenzione Giovinco, il Marchisio. Certo che FIFA contro il computer proprio non mi piace. Ci si diverte molto di più contro il player, contro un altro umano diciamo. Qua il computer fa sempre lo stesso gioco, cazzo. Pirlo, Giovinco, Vidal, attenzione, Napoli in difficoltà. Amsic. Edinson Cavani. Cavani se ne va. Attenzione, Cavani se ne va di brutto. Cavani la prova in mezzo. Tiro non ci credo. Cosa ha parato Gianluigino Buffon? Non che credo. Giovinco e se ne va. La solita azione della Juve. Marchisio. Il principino. Incredibile, un rigore veramente che io non ho... Attenzione, il Napoli fa un erroraccio qua. Comunque un rigore che veramente non ho visto, ragazzi. Se volete voi commentare sto rigore, perché proprio boh. Forse sono impegnato a vedere qualcos'altro, non lo so. Pandev. Maggio, bel numero di Maggio se ne va bene. Maggio, prova il...
Non ci credo, madonna, sì, proprio, cioè, sta Juventus ha anche un po' di culetto, Finisce il primo tempo 1-0 per un rigore che è, boh. Il Comenda vaneggia, magari è un rigore solare, io non l'ho visto, perché sono talmente impegnato qua nel gioco. Vidal, attenzione, Vidal per Vucinic. Maggio, Hamsik. Quando sbaglio tasto, madonna che nervi. Hamsik, rinviato della Juve, ma Ilner la perde. Marchisio fa il numero, ma sbaglia. Hamsik vede Pandev, vai Goran. Sbaglia raga questa, evviva! E gli dà il vantaggio, vabbè, però ragazzi, arbitraggio un po' discutibile, De Santis va al rinvio per Marek Jaro. Hamsik, Pandev, sbagliata. Oh, guardate questo fallo, cioè, ragazzi, veramente impressionante, Ocius. No, anche questo! Ma no, ragazzi, cioè, veramente io non ho parole, butta via. Occhio. Oddio, orroraccio. Dai, Maggio, su. Siamo già al 62esimo, sti 4 minuti sono veramente pochi. Pandev sbaglia tutto, proprio non c'è. Pandev, Hamsik per Zuniga, Ilner vede Cavani, ma vai a fare in culo Cavani, ma dai, ma non mi puoi sbagliare sti gol. Che stress. Attenzione Hamsik, la Juve sbaglia ancora, ma sbaglia anche una abole. Hamsik, ancora Pandev, prova il tiro e Buffon la para abbastanza tranquillamente. Hamsik, Cavani a Pandev, Cavani, scusate, Cavani! Hamsik! E Buffon ancora la para, ragazzi, cioè veramente non so che fare. Pandev, Hamsik la tiene bene. Hamsik forse fuori gioco. Pandev, no, perfetto, Pandev, prova il tiro, madonna de Dios. Cioè, mai visto una partita così, ragazzi, cioè veramente. Ilner, Pandev sbaglia ancora, Pandev vede Cavani, niente, viene fermata, la Juve è proprio, un rigore, un gol, un rigore che ancora, ripeto, forse non ho visto, ma io non l'ho proprio capito. Dai che la Juve è in difficoltà. Dai che il pareggio è il minimo. 83esimo. Pandev. Hamsik. Niente da fare. Non chiesi niente da fare. Marchisius. Sapi che sta baia, madonna. Zuniga. E lei ormai la Juve è vittoria immeritatissima, ma le previsioni del Comenda sono anche questo. Partite beffarde di 4 minuti. Cavani sbaglia, ma c'è Berami. Prova a lanciarla su, ma niente da fare.
La Juve va a vincere contro il Napoli 1-0. Sinceramente nella realtà quello che penso io è che sia una bella partita. Spero che insomma non ci siano torti arbitrali, casini, robe varie. E secondo me finisce 1-1 nel vero. Ragazzi, un saluto dal Comendone. Ciao!